veramente meraviglioso perché siamo ai piedi dei colli, sono immersi nel verde, per cui è una location importante. Persone, nuove ragazzi, muovono famiglie. Grazie a voi. Devo dire, i tennisti, quelli che hanno fatto scuola, che sono dei manovali del tennis, io gioco, mi piace molto, però non mi classifico un tennista, ci metto grinta. È un'arte, perché per conto mio ci vuole testa e fisico. La testa potrebbe fare sempre da padrone di casa. È stata un'idea stupenda, perché la location che possono venire a scuola di tennis, qui a Montenotto non hanno nulla. Bocca al lupo ragazzi. Vale la pena perché ci sono... Il torneo insomma, ha visto che abbiamo tutto sommato, andando con i nostri due amici nonché maestri del gioco nobile, e tutto sommato la nostra è stata anche una visione. E come diceva la Marzia, socializzare significa vedere cos'è il mondo del tennis, perché molte volte il mondo del tennis, quando lo vediamo, che hanno investito per questo tipo di manifestazione alla quale cosa vuole significare? Prima di tutto che il ragazzino a 10 anni vede quello un po' più adulto, arriva di là, quando l'avversario ti fa correre destra e sinistra, piano piano vedete i nonni, i genitori e tutti quanti lo fanno vincere un po' dappertutto, ma impara. Le altre regioni a livello nazionale stanno per provare. L'anno prossimo bisogna migliorare questo dato. 4 di Venezia, 3 di Treviso, 1 di Belluno e 2 di Padova. Che ci sono state al plebiscito del torneo internazionale under 12, c'era come Federazione Italiana Tennis. Su 2 ottimi finalisti, un australiano e fare del tennis così tanto per. Poi man mano che si va avanti si vede. La realtà di Montegrotto è una realtà che io ho sempre cercato di portare avanti. Una base di ragazzi su cui investire per il futuro, come ha detto giustamente Giuliano, per dire. La prima squadra di ogni girone accede a un tabellone, c'è scritto sì, ci sarà il Super Tennis, qui abbiamo delle ricordate per caso, perché poi vengono...